Buonasera a tutti, buonasera ai presenti. Ciao Sara, sempre una di noi, vero? Ciao! Buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, in live, tutti quelli che poi ci seguiranno in futuro. È sempre un piacere poter essere qua, alla presenza del Signore. Per iniziare, vorrei iniziare, appunto, con Salmi capitolo 29. Salmi 29, sempre meglio avere a portata in mano, un salmo corto, salmo da 11 versetti, leggeremo tutti per iniziare il nostro culto e poi passare la parola alla lode. Salmo 29, sta scritto: date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve, e nel suo tempio tutto esclama: gloria! Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Alziamoci in piedi, preghiamo, lodiamo così come abbiamo letto in questo salmo, per iniziare così il nostro culto insieme con allegria, con forza, a pieni polmoni. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di stare insieme, che abbiamo di poter lodare insieme con un'unica voce, come un unico corpo. Ti chiediamo che tu possa benedire questo culto, che tu possa accettare la lode che vogliamo rendere a te, Padre. Tu sei il protagonista, noi vogliamo fare tutto questo per la tua gloria, per il tuo onore. Noi riconosciamo quanto grande sei e tutte le cose meravigliose che hai fatto, perciò ti lodiamo, ti benediciamo e ti glorifichiamo, Padre. Tutto questo noi lo facciamo in nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa. Buonasera. Bravi. Oggi che possiamo cantare il nostro Signore, che possiamo offrire un culto a Lui. Sì, iniziamo con questa la grazia tua. Sento voce nelle cuffie. E che possiamo ringraziare il nostro Signore perché abbiamo la possibilità di essere qui come Chiesa, di offrire un culto a Lui, di poter cantare a Lui, di poter lodare a Lui, di poter avere un momento con Lui. Sappiamo che non sono tutti che sono così, non sono tutti che hanno questa possibilità. Ci sono anche persone che non possono proferire il nome di Gesù Cristo. Quindi ogni volta che siamo qui a offrire un culto al nostro Signore è un miracolo, è un momento di un miracolo, è un momento di gioia perché siamo liberi, è un momento di gioia perché possiamo manifestare la nostra fede con libertà. Quindi che facciamo sempre con amore, ricordiamo del nostro Signore. Amen? Cantiamo a Lui. Così grande, Ire di gloria, Gesù è re. Mettiamo che scuote tutto, scotte tutto, il mondo intero, ti stupisce in ogni istante, Ire di gloria, Gesù è re dei re. Mettiamo questa è la grazia, questa è la grazia tua. Amore, reso il posto
posto mio, portato ai piedi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto ciò che hai fatto in me. Cantiamo che spazza via la confusione che ci ha reso suoi figli e figlie. Che vince il mondo con la giustizia che ci stupisce è come il sole. Questa è la grazia tua, quanto hai finito a noi, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto ciò che hai fatto. Di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'angelo di Dio. Questa è la grazia tua, che hai finito a noi, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto ciò che hai fatto in me. È bello capire la grazia di Dio, la grazia di un Dio che è stato morto per i nostri peccati e per quello che abbiamo una possibilità di avere una salvezza. Non perché meritiamo qualcosa, non perché siamo altamente bravi, ma perché c'è stato uno che senza avere peccato, senza avere colpa, è stato crocifisso per noi, per i nostri peccati, per i nostri sbagli. Quindi che possiamo capire questa grazia meravigliosa che Lui ci ha offerto. È stato preparato qui, la casa e anche il mio cuore. Tu sai Il motivo per il quale sono qui. I tuoi figli sono arrivati qui e ora siamo più di 2 o 3.
disposti a bruciare per te. E tutti i versi e canzoni che io canterò tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre, tu hai il dominio, la forza a me, tu hai il regno, la gloria per sempre, tu hai il dominio, la forza a me. Oh, tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Oh, tu sei santo, oh, tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Sei santo, tu sei Signore, che tu sei santo, Padre, che non c'è nessun altro come te, Signore, che non c'è nulla come te, Signore, che con le nostre capacità, con le nostre forze non riusciremo mai, Signore, a arrivare alle tue mani, Signore. Per quello, Padre, oggi cantiamo che te sei l'unico che ci può portare alla salvezza, sei l'unico che ci può guarire, Signore. Sei l'unico, Padre, che ci offri la salvezza, Padre. Sei l'unico, Signore. Sei potente, sei santo, sei meraviglioso, Signore. Che possiamo cantare, che possiamo dichiarare, Signore, come un corpo, Padre, come una chiesa, che tu sei santo, Padre. Che possiamo dimostrare, Padre, con le nostre azioni, Padre, dimostrare, Padre, giorno dopo giorno, la tua santità, Signore.
dimostrare il tuo amore, Padre, il prossimo, Signore. Dimostrare, Padre, a questa grazia che ci riempie ogni giorno, Signore, che possiamo essere, Padre, persone che riflettono il tuo Spirito Santo, non perché siamo in grado di qualcosa, non perché siamo altamente bravi, no, perché capiamo quanto abbiamo bisogno di te, Signore. Capiamo quanto abbiamo bisogno del tuo Spirito Santo, Padre, perché capiamo quanto abbiamo bisogno della tua salvezza, Padre. E sappiamo che con queste mani che abbiamo, con questa voce che ce l'abbiamo, con questi canti che cantiamo, con le nostre forze non riusciremo mai a salvarci, Signore. Non riusciremo mai, Signore, ad arrivare a qualcosa o da qualche parte senza di te. Ti ringraziamo, Signore. La parola dal principio, uno con l'Altissimo. La creazione, la tua gloria, rivelata in te, Gesù, che sublime nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù mio Re, che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicini, ci è sceso in terra qui tra noi, per donarti dal tuo amore, cosa ci divide? Diciamo che è splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù. Che splendido nome è, incomparabile, che splendido nome è, il suo nome. Morte e vita, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto, mio Gesù. Senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei Re. Tu eri il regno, tu eri la gloria, stato il tuo nome. Diciamo che potente. Dichiari a Lui. Che potente nome è il suo potente nome è il suo
Chiesa, come sapete, è diventato un momento del nostro culto, un momento di preghiera, e questo mese abbiamo un motivo molto speciale. Per quello ho parlato all'inizio del culto della nostra libertà, di come possiamo essere chiesa, di come possiamo riunirsi qua e fare un culto, riunirsi qua e cantare a Lui e poter manifestare la nostra fede. Però purtroppo non è così da tutte le parti del mondo. Non sono tutte le persone che hanno la fortuna, che hanno la misericordia di Dio in questo senso. E quando guardiamo cosa stanno affrontando i cristiani della Somalia, che sono in questi momenti è vero. In questo momento sono perseguitati, scusate, ogni tanto mi sfugge la parola. In questo momento stanno soffrendo persecuzione per un motivo unico: per professare la fede, per proferire la fede, per manifestare la fede. E noi invece abbiamo la fortuna, non lo so, Dio ha voluto così. Possiamo cantare, possiamo parlare di Lui, possiamo avere questi momenti. Loro invece no, sono perseguitati per dire che amano Gesù Cristo, sono perseguitati per magari manifestare la fede. E in questo momento volevo, come Chiesa, come un corpo unico, che possiamo pregare per i nostri fratelli di Somalia, perché stanno soffrendo cose che non immaginiamo neanche, e che possiamo pregare a Dio per il coraggio, pregare a Dio che possa manifestare le sue misericordie a quello popolo, che possa manifestare grazia, che possa portare il suo amore lì, che possa magari dare forza a loro, perché hanno un bello motivo. E quando guardiamo noi, cosa stiamo facendo come Chiesa? Stiamo dando il nostro massimo. Cioè, questi momenti ci mettono in confronto il nostro carattere. Quando guardiamo cosa loro sono disposti a soffrire per un unico nome, o per una fede, o per un amore. E noi quanto stiamo disposti? Stiamo disposti almeno a fare una preghiera per loro, almeno offrire una parola di fede, almeno chiedere a Gesù, a Dio, che possa essere con loro. Anzi, sono sicuro che Lui è con loro. Sono sicuro che, non so, forse in questo momento c'è uno che sta soffrendo persecuzioni, che magari stanno nella sua casa, o stanno cercando qualche cristiano, non so. Anzi, volevo allora proporre questo momento, un momento di preghiera, che possiamo avviciniamo uno all'altro, diamo mano a uno all'altro, e che possiamo pregare come l'unico corpo. Vai, avvicinarsi, vedete in mano uno all'altro quello che è di fianco a te. Continueremo a suonare qua, e che potete pregare in questo momento loro, perché per fortuna, perché Dio ha voluto così, siamo qui belli, cantando, con un bello sistema di suono, con tutto, e loro invece no. Che possiamo pregare, amen. Pregate.
Signore, ti chiediamo, Padre, come Chiesa, Signore, che il Signore possa continuare, Padre, con il popolo di Somalia, Signore, che il Signore possa raddoppiare, Signore, la loro fede, Signore, che il Signore possa trasformare il loro cuore ogni giorno, Signore, che ti chiediamo, Padre, porta coraggio, Signore, porta più amore, Signore, porta più del tuo Spirito Santo, Padre, che loro possano veramente riflettere il tuo Spirito Santo e la tua presenza, Signore. Che Signore possa, Signore, farvi forte, Signore, farvi forte, Padre, che Signore possa trasformare quello paese, Signore, che Somalia, Padre, possa in futuro essere un paese, Signore, con libertà di culto, Signore, con libertà di fede, Signore, che nel tuo nome santo, Padre, Signore, possa portare, Signore, guarigione, Padre, possa portare amore, Signore, che loro non possono sentirsi nemici uno dell'altro, Padre, e devono capire che sono fratelli, Signore, che il Signore possa trasformare il loro cuore, Padre, che possono capire che se siamo cristiani o no, sono tutti fratelli, insomma, dobbiamo amarsi. Ti chiedo, Padre, ti chiediamo come Chiesa che il Signore possa portare amore, coraggio e speranza a quello paese e a quello popolo, Signore. Così preghiamo a te, Padre. In nome di Gesù. Amen. Sono qui prostrato davanti a te. Vieni, Signore, vieni, Signore, guardami con guardia d'amore a te, ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore. Io mi arrendo. Inondami, sete di te, sete di te. Lanciami alzo verso di te, donami a Dio, donami a Dio. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Cantiamo ancora. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti.
mostra su di me, il Signore con me, in me. La tua gloria mostra su di me, con il Signore intorno a me, in me. Con il Signore intorno a me. Voglio conoscerti, voglio sentirti. Cantiamo. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Voglio conoscerti. Ci rendiamo a te, Signore. Vogliamo conoscerti, Padre, di più. Vogliamo sentirti, Padre, di più. Che il Signore possa manifestarsi, Padre, ogni giorno nelle nostre vite, Signore, nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di scuola, di lavoro, Padre. Vogliamo sentire più della Tua presenza, più del Tuo Spirito Santo. Vogliamo capire più della Tua parola, Signore. Preghiamo, Padre, che il Signore possa continuare, Padre, a manifestare, Signore, in questo culto, Padre. Vogliamo in questo momento, Signore, capire di più della Tua parola, Padre. Vogliamo, Signore, veramente conoscerti, Padre, a più profondo, Signore, capendo la Tua parola, Signore, capendo cosa il Signore ci ha dato, Padre, cosa ci ha lasciato, Signore. Ti ringraziamo, Padre, ancora una volta, Signore, perché possiamo essere qui come Chiesa, Signore, perché possiamo offrirti un culto, Signore, di un modo libero, Padre. Ti ringraziamo, Signore. Chiediamo la Tua presenza e ti invitiamo, Padre, anzi, ad essere il nostro invitato di onore, Signore. Continua con noi, Signore. In nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera a tutti, buonasera, molto bene. Ragazzi, vorrei invitarvi quindi ad aprire le vostre Bibbie in Galati capitolo 3, leggeremo dal versetto 10 al versetto 14. Al versetto 14. Leggiamo. Dice così:
Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, questa è la tua parola, e che la tua parola oggi possa veramente non solo riempire i nostri cuori, ma soprattutto portarci un cambiamento necessario di quello che abbiamo proprio bisogno, che qualcosa di nuovo possa essere attivato e che qualcosa di nuovo possa essere sbloccato nella nostra vita, affinché noi possiamo oggi essere riempiti dello tuo Spirito Santo, ma soprattutto cambiati attraverso dello tuo Spirito Santo. Nel nome santo di Gesù, amen. Molto bene. Allora, in tutti questi sabati, no, che stiamo imparando e soprattutto vedendo quello che Paolo ha scritto ai Galati, settimana scorsa, e nelle ultime 2 prediche o 3 se non mi sbaglio, abbiamo iniziato il capitolo 3, che è il capitolo in cui inizia proprio, diciamo, la parte dottrinaria di Paolo. Abbiamo visto quindi che nel capitolo 1 e capitolo 2 Paolo va a difendere il suo apostolato e difendere anche la sua fede, ma soprattutto nel capitolo 3 e nel capitolo 4 Paolo inizia quindi con la dottrina, inizia a quindi dire esattamente il fatto, il perché l'apostolo Paolo e soprattutto la Chiesa ai Galati dovevano essere consapevoli, soprattutto avere la fede giusta attraverso quello che era la cosa giusta, cioè il vero Vangelo, Gesù Cristo. Abbiamo visto, no, tutti questi sabati. Questi versetti qua sono proprio la continuazione di quello che abbiamo visto negli ultimi 2 culti, o negli ultimi 3 se non mi sbaglio. E siamo arrivati a un punto interessante. Settimana scorsa, no, Emanuele ha parlato della vita di Abramo, ha portato dei testi in cui abbiamo visto non solo la promessa che Dio ha fatto attraverso di Abramo, ma soprattutto delle volte in cui Abramo è stato quindi, diciamo, messo in contatto con Dio e Dio gli ha parlato in maniera molto chiara. Una cosa interessante è che la lettera ai Galati, soprattutto quello che l'Apostolo Paolo sta cercando di fare qua in questo capitolo, cioè in particolare, è di dare quindi un paragono, cioè cercare di parlare attraverso quello che le 2 cose più importanti per i giudei, che erano la legge, cioè la parola, e i profeti, in contrasto con quello che era la cultura greca di quel momento. Ricordiamoci quindi che i Galati erano di cultura greca, quindi un popolo in cui aveva bisogno appunto della, diciamo, della logica, avevano bisogno quindi di un paragono, che è quello che l'Apostolo Paolo usa in questo capitolo qua, fa dei paragoni affinché loro potessero capire. E la cosa interessante è che l'Apostolo Paolo qua inizia a raccontare non solo, cioè a paragonare non solo di quello che era la vita di Abramo, ma cerca quindi di dimostrare a tutti i greci che loro potevano appunto credere non solo in quello che lui stava dicendo, ma che Gesù si era già veduto nel Vecchio Testamento, che è una cosa che io di solito dico qua sempre, no? Che quando noi iniziamo a leggere il Vecchio Testamento con quelli, diciamo, con quello sguardo in cui cerchiamo di mettere Gesù e soprattutto di vedere Gesù in tutti i versetti, inizieremo a capire un po' di più quello che è il Nuovo Testamento, ma soprattutto di capire ancora di più il Vecchio Testamento. Ed è esattamente questo che l'Apostolo Paolo inizia a fare. Settimana scorsa, quando abbiamo visto con Emanuele, abbiamo visto che quando l'Apostolo Paolo sta dicendo che Abramo è stato quindi giustificato non per quello che faceva, ma soprattutto per quello che credeva, abbiamo visto che Abramo è stato scelto e soprattutto Dio gli ha detto prima di dare quindi la legge, cioè Abramo non si è mosso per quello che faceva, ma si è mosso per quello che credeva. Quindi lui è partito da un paese, lui è stato chiamato attraverso
una terra che Dio non gli aveva neanche mostrato ancora, per quello che ha creduto, non per quello che vedeva. E tanti di noi possiamo pensare così: vabbè dai, ma tanto Abramo è stato scelto, ma la sua vita era una vita brutta. No, Abramo aveva tanti beni. Tanti storici dicono che Abramo ha voluto quindi lasciare tutto ciò indietro perché voleva seguire Dio. Noi sappiamo che in quell'epoca, cioè avere dei bestiami, avere della terra, era appunto una cosa che faceva una persona essere ricca. Quindi Abramo era ricco, quindi ha lasciato tutto ciò indietro appunto per seguire Gesù. Attraverso cosa? Attraverso la fede. E anche interessante che nel nostro piccolo gruppo è quindi abbiamo visto anche una domanda che abbiamo detto: sì, vabbè, se l'Apostolo Paolo stava dicendo che la fede giusta era quella di credere, e soprattutto il Vangelo giusto è quello di credere in Gesù, e che la salvezza viene solo attraverso la fede in Gesù Cristo, quindi cosa possiamo dire delle persone che sono venuti prima di Gesù Cristo? Come queste persone quindi possiamo dire che sono stati salvati, se non c'era Gesù Cristo ancora? E lì abbiamo iniziato, no, il dibattito. E vi lascio questa domanda. Quelli che erano al piccolo gruppo con noi settimana scorsa hanno visto questa domanda. E adesso vi lascio questa domanda. Come mai quindi le persone che sono venuti prima di Gesù Cristo possiamo dire che sono stati salvati? Se il vero Vangelo che Paolo stava predicando era quel Vangelo che dobbiamo credere in Gesù. Quindi possiamo dire che Davide, che Abramo, che Mosè non sono stati salvati solo perché non c'era Gesù Cristo ancora? Domanda. Molto bene. Abbiamo visto quindi il motivo per il quale l'Apostolo Paolo usava, no, questi paragoni, che era la strategia, e soprattutto il fatto che l'Apostolo Paolo cercava sempre di dire questa cosa, cioè in questi testi qua è che lui voleva appunto dimostrare attraverso il Vecchio Testamento, e ha fatto delle diverse citazioni qua del Vecchio Testamento, e ha usato appunto il fatto che Gesù era visto nel Vecchio Testamento. Apriamo le nostre Bibbie in Giovanni capitolo 5, versetto 39. Dice così: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Gesù stava parlando con i farisei e stava dicendo una cosa: voi investigate le scritture perché volete appunto avere qualcosa contro di me, ma sono le proprie scritture che parlano di me. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo a tutti i Galati è che loro dovevano appunto investigare le scritture, e soprattutto se loro volevano veramente continuare vivendo per la legge, dovevano vedere che alla propria legge parlava di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, quando ha dato questa risposta ai farisei, è molto interessante che lui cercava appunto nel dettaglio di dimostrare esattamente quello. E perché l'Apostolo Paolo sta dicendo questo? Che i veri figli di Abramo non erano quelli che venivano appunto solo dalla legge, ma erano quelli che venivano attraverso la fede. I veri figli di Abramo erano delle persone che non seguivano la legge, ma che avevano, o che non, magari che avevano una discendenza fisica o familiare, ma erano quelli figli di Abramo che venivano dalla fede. Infatti Abramo è conosciuto per il padre della fede. Quindi la fede che noi dobbiamo avere è quella fede giusta. E oggi quindi io volevo parlarvi appunto di 3 punti. Uno di questi punti è la fede. E la cosa interessante è che il versetto che ha scattato, diciamo, la voglia di Lutero di fare la riforma protestante è uno dei versetti appunto che il proprio Apostolo Paolo ha usato qua ai Galati, e ha usato anche ai Romani, capitolo 1, versetto 17, che è quello che ha scattato quindi in Lutero la voglia di fare la riforma, che è: il giusto vivrà per fede, che noi troviamo in Abacuc 2,4. Quindi se il giusto vive per fede, come mai noi quindi dobbiamo seguire la legge? E questa era la domanda dell'Apostolo Paolo. E su questi 3 punti, uno di questi punti è la fede. L'Apostolo Paolo usa sempre il termine fede, cioè
la fede che loro dovevano usare. Quando Paolo usa quindi questo argomento, no, della benedizione e della promessa di Dio, che non si basava sulla legge, ma nemmeno sulla condotta di Abramo, ma lui si basava sempre sulla fede, è che questa fede, cioè questa promessa, è stata data ad Abramo prima che ci fosse la legge. Questa promessa noi troviamo nel capitolo 12 di Genesi, versetto 3, che è esattamente questa benedizione che l'Apostolo Paolo stava parlando, che dice così: benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa è la promessa che Dio aveva dato ad Abramo. Quello che l'Apostolo Paolo stava segnalando è che loro dovevano, praticamente capire che questa promessa che l'Apostolo Paolo stava dicendo che Abramo aveva ricevuto da Dio non era appunto una promessa che loro dovevano seguire, dovevano ottenerla attraverso la legge, ma era attraverso la fede, perché appunto Abramo è stato chiamato attraverso la sua fede. E come mai quindi lui usa appunto questa benedizione di Abramo infatti ai gentili, come noi siamo qua, come i gentili? Perché appunto se Dio sta dicendo che in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, questa benedizione non era unica e esclusiva del popolo di Israele. Il popolo di Israele, ribadisco qua, che è stato scelto per presentare Dio al mondo. Però la funzione del popolo di Israele era quella di presentare, ma di aprire esattamente questa benedizione che oggi noi possiamo avere, che è di avere Dio come il nostro Dio. Questa benedizione che Dio stava consegnando ad Abramo era la benedizione che oggi noi possiamo appunto approfittare, possiamo avere nella nostra vita, perché Abramo ha fatto una cosa, che è il terzo punto di cui noi vedremo stasera, che noi vedremo un po' più avanti. Ma la promessa è stata appunto compiuta nella vita di Abramo e nella nostra vita, perché noi oggi abbiamo la fede in Gesù Cristo, non perché noi facciamo qualcosa. E il contesto, no, di quello che noi abbiamo visto è che della lettera in generale è che l'Apostolo Paolo cerca sempre di dimostrare che la fede lavora insieme con la promessa, con lo Spirito, con la nuova alleanza, cioè con la grazia, mentre invece la legge va sempre a lavorare insieme con la vecchia alleanza, con la carne, con la maledizione. E Gesù cerca sempre di trasmettere questa cosa e questo insegnamento. Ma tu mi puoi chiedere, ma dove noi possiamo vedere questa cosa? Luca capitolo 15, quando Gesù inizia a raccontare la parabola del figlio prodigo, noi tante volte cerchiamo sempre di capire dalla parte del figlio prodigo, di quello figlio più piccolo, quello che ha sprecato tutto, no? Vieni qua che adesso stai tornando in Gesù Cristo, tutto quanto. Ma lo scopo di Gesù, quando lui inizia nel capitolo 15, il primo versetto, dice che lui stava parlando ai farisei, cioè il contesto là, e quello che Gesù voleva parlare era con i farisei. E quando finisce appunto di raccontare la parabola del figlio prodigo, è interessante che quella idea che noi abbiamo è che tutti e due i figli si trovavano persi. Non era solo il figlio più piccolo, ma quando noi abbiamo visto, quando vediamo la risposta del figlio più grande, è appunto una risposta che noi vediamo che anche lui era perso, ma si trovava dentro casa. Quello che Gesù stava dicendo è: io sono venuto per voi mi state appunto, rifiutando, e io sto aprendo la benedizione di Abramo a tutte le famiglie della terra. Se voi non mi volete, io sono venuto perché, siccome Dio ha chiamato Abramo e voi siete il mio popolo, vengo per voi. Vi do quindi la possibilità di accettarmi prima, ma se voi non mi volete, io sto aprendo quindi questa opportunità a tutte le nazioni e tutte le famiglie della terra. La promessa è già stata fatta e attraverso di me anche loro potranno essere benedetti, perché io sto dando questa possibilità. Ma quello che Gesù stava parlando nella parabola del figlio prodigo è che tutti e due erano persi. Quindi tante volte noi pensiamo che la legge è una cosa buona e che magari quelli che si trovano al di fuori della Chiesa si trovano in una situazione peggiore di quelli che magari sono stra-religiosi. Ma quello che Gesù sta dicendo è che tutti e due si trovano nella stessa situazione.
Non è che solo perché questo qua è religioso, che segue che viene tutte le domeniche alla chiesa, che fa tutto quello che serve per la legge, è migliore ad esempio di quello che è al di fuori della chiesa. No, Gesù sta dicendo che tutti e due si trovano persi. Quindi l'Apostolo Paolo inizia già, quando parla di Abramo, stava parlando per quelli che pensavano quindi che la legge era una cosa buona. Il secondo punto, il secondo testo, è Luca capitolo 5. E leggiamo questo testo insieme, che è un testo molto interessante. Versetto 37 e 38. Dice così: nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e si spande, e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Gesù qua stava parlando appunto della condizione dell'uomo, stava parlando della vecchia alleanza, cioè della legge, e della nuova alleanza, cioè della grazia. Quello che Gesù stava dicendo, e anche prima, se noi vediamo, parlava appunto di vesti, di quello che loro dovevano indossare. Cioè, per Gesù, lui stava dicendo a tutti i farisei che se volessero appunto accettare la nuova alleanza e vivere nel tempo della grazia, loro dovevano proprio dimenticarsi, cioè lasciare appunto la vecchia alleanza e vivere esattamente come delle persone che accettavano la nuova alleanza. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché per accettare la nuova alleanza e per appunto essere delle nuove creature, noi dobbiamo lasciare indietro la legge. Noi non possiamo cercare di mettere magari un pezzo, come qua Gesù dice, di stoffa, cioè di traccio nuovo, e una veste vecchia. È controsenso. Quindi se noi oggi viviamo nella nuova alleanza, se abbiamo la grazia, nel tempo della grazia, dobbiamo capire che la vecchia vita dobbiamo lasciarla indietro. Ed era questo motivo che l'Apostolo Paolo e soprattutto Gesù stava dicendo ai farisei, a quelli che volevano vivere per la legge. Voi volete appunto vivere nella nuova alleanza, ma continuando ad avere le abitudini vecchie. Ed è impossibile vivere così. Voi volete appunto la grazia, volete lo Spirito Santo, ma non volete lasciare, cioè, il sabato. Volete continuare con la circoncisione, che era appunto il motivo per cui l'Apostolo Paolo stava scrivendo ai Galati, che loro volevano appunto che questi fossero circoncisi. E ricordatevi, nel capitolo 2, come abbiamo visto, che quando Paolo va a Gerusalemme porta due persone con sé, Barnaba e Tito. Barnaba che era un levita e Tito che era un greco, per dimostrare appunto che la promessa fatta ad Abramo era una promessa giusta. Tutte le nazioni. Come mai mettere insieme e come è possibile mettere insieme un giudeo e un greco? Era impossibile. Ma l'Apostolo Paolo stava dicendo, io vi sto dando adesso agli occhi per vedere appunto che la Chiesa è questa qua. È una Chiesa per tutte le nazioni, perché la promessa è stata data ad Abramo. Quindi la fede, io direi che non è un option nella vita del cristiano. La fede è quella che fa parte della vita del cristiano. Ebrei capitolo 11 dice che senza fede è impossibile gradire il Signore. Quindi, se è impossibile gradire il Signore, un cristiano deve avere fede e avere la fede giusta. Ricordiamoci sempre, il nostro rapporto con Dio deve essere attraverso la fede. Settimana scorsa nel piccolo gruppo c'è stata una domanda in cui l'ho risposta così. Tanti di noi crediamo nel wifi, giusto, perché il nostro telefono è collegato. Ma crediamo in Dio che non lo vediamo neanche? È lo stesso principio. Come facciamo a credere nel wifi? Come non possiamo credere in Dio su cui non lo vediamo? Quindi la fede, attraverso la fede. Tommaso è stato rimproverato da Gesù perché non ha avuto fede. Giusto? Nel momento in cui lui voleva vedere appunto le sue mani, ha detto io sono risuscitato. Quindi è attraverso la fede. Ribadisco, non è un optional nella vita del cristiano.
La fede è la cosa che noi veramente abbiamo bisogno. Il secondo punto è la maledizione, ed è esattamente quello che l'Apostolo Paolo stava parlando nel versetto 13 di Galati. Torniamo là, vediamolo insieme. In realtà lui parla già dal 10, leggiamo il 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attene a tutte le cose scritte nel libro della legge, per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede, ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Paolo cita diverse volte qua la parola maledizione, e lui cerca sempre di dire che noi siamo stati riscattati di queste maledizioni. Una cosa di cui volevo proprio sottolineare è che l'Apostolo Paolo stava parlando quindi del Vecchio Testamento. Ribadisco, lui cercava sempre di dimostrare a tutti i giudei e fare questo paragono dal Vecchio al Nuovo Testamento affinché loro potessero credere, ma soprattutto cercando, e soprattutto in testa sua, che stava parlando a un popolo che loro capivano già di quello che stesse parlando. Perché sto dicendo questa cosa? Oggi, tante volte, quando noi stiamo qua magari predicando un testo o soprattutto studiando qualcosa, noi dobbiamo appunto fare una specie di interpretazione per capire non solo l'epoca in cui è stato scritto, ma appunto il tempo a cui è stato scritto, al popolo. Perché per noi è stra difficile capire tante volte, perché noi non capiamo non solo il contesto, ma il popolo e soprattutto il tempo. Quando l'Apostolo Paolo stava parlando di cose del Vecchio Testamento, stava parlando ai giudei che capivano già subito di quello che lui stava parlando. Era molto più semplice capire queste cose qua. Però, quando lui parla di maledizione, lui stava parlando di una maledizione in specifico, che era la maledizione del peccato, che è proprio quella che Gesù è venuto per sistemare e il popolo non credeva in lui. Che il popolo giudeo non cercava di non capire. E i testi in cui lui usava era appunto per dire che Gesù Cristo è stato maledetto al nostro posto, cioè la morte vicaria di Gesù al posto nostro era per dare appunto questa possibilità che oggi io, te e tutti noi abbiamo di essere salvati per mezzo di esse. Punto. Però la cosa interessante è che attraverso questa maledizione che Gesù ha subito ci ha portato anche una benedizione. Però la domanda è: per mezzo di cosa? Perché va bene che abbiamo la benedizione nella nostra vita oggi, ma come possiamo averla e soprattutto perché? Cioè il come, il mezzo per cui abbiamo questa benedizione. E tanti di voi potete immaginare: ok, io sono benedetto, ma c'è anche la maledizione. La maledizione è per quelli che non credono, ma soprattutto che la maledizione non è stata proprio, cessata del tutto nel Nuovo Testamento, esiste ancora. Se non esistesse, Safira, adesso non mi ricordo il nome del suo marito, Anania se non mi sbaglio, nel capitolo 5 di Atti degli Apostoli, è stato appunto morto attraverso una maledizione, cioè ci sono delle conseguenze. Non è che quello che faccio di sbagliato non c'è una conseguenza. Ci sono delle maledizioni. Questa qua in specifico che l'Apostolo Paolo stava parlando è la maledizione del peccato, della legge che loro volevano appunto seguire. Però Cristo è stato risuscitato e questo è una cosa di cui noi crediamo. Ma quello che l'Apostolo Paolo voleva sottolineare è che se loro volevano veramente vivere attraverso la legge, dovevano compiere tutto, perché questa citazione qua che lui dice: chiunque non si attene a tutte le cose scritte nel libro della legge, è Deuteronomio capitolo 27 versetto 26. Ricordatevi anche di quello che abbiamo studiato in Giacomo capitolo 2 versetto 10, che dice che nessuno, cioè chiunque vuole attenersi appunto alla legge, deve compierla tutta, cioè
tutti i precetti, tutte le cose della legge. E chi sbaglia in una piccola cosa sta sbagliando del tutto. Quindi perché Dio ha dato la legge? La legge è brutta? Assolutamente no. La Bibbia dice che Gesù è venuto per l'incapacità dell'uomo, non per l'incapacità della legge, non perché la legge è brutta, ma per l'incapacità dell'uomo. Quindi la legge è stata data appunto affinché l'uomo potesse capire che lui era proprio, cioè, scarso del tutto per compiere tutta la legge e che avevamo bisogno di una persona, che potesse appunto compiere tutta la legge. E neanche oggi i giudei non riescono mai a compiere tutta la legge perché non hanno più il Tempio. Tutte le 613, se non mi sbaglio, leggi che loro hanno non possono più essere compiute perché non hanno più il Tempio. Quello che la legge voleva dimostrare è che l'incapacità dell'uomo di essere appunto, il terzo punto che vedremo oggi, obbediente, è lo sfondo che noi vediamo in tutta la Bibbia. Quindi Deuteronomio non solo 27 ma anche 21-23 che parla di questo appunto uomo che è stato appeso al legno. Quello che l'Apostolo Paolo stava cercando di fare è di dimostrare che Gesù era già visto nel Vecchio Testamento e che tutto quello che avevano scritto su di lui puntava appunto per un atto profetico suo sulla croce. Quello che lui stava dimostrando attraverso la sua lettera era che tutto quello che loro nel Vecchio Testamento credevano si basava appunto nella vita di Gesù Cristo. Era necessario quindi che questa persona si facesse maledizione al posto nostro affinché tutto quello che è stato scritto fosse compiuto. E qua che noi vediamo una cosa molto interessante e forse già la risposta della domanda che vi ho dato all'inizio. Le persone del Vecchio Testamento credevano in questo Messia, in questo Gesù che doveva venire ancora. Quindi la loro fede nel momento in cui sono stati morti era nel Messia che doveva venire ancora. Quindi come sono stati salvati? Attraverso la fede del Messia che doveva venire. Quindi queste persone del Vecchio Testamento sono morte e credevano appunto in questo Messia, in questo Gesù, in questo maledetto uomo che è stato appeso al legno, in questo uomo che è stato l'Israele perfetto, come vediamo spesso nella Bibbia, nel momento in cui è stato tentato nel deserto, e vediamo spesso l'incapacità dell'uomo di essere disubbidiente. E questo è lo sfondo. E entriamo quindi nel terzo punto. Siamo stati liberati dalla maledizione, ma la cosa più importante, nel versetto 14 dice che la benedizione di Abramo venisse. Non siamo solo, stati portati, soprattutto riscattati di una maledizione. Siamo stati anche portati a un posto in cui possiamo fruttare di una benedizione. E questa è una cosa bellissima. Questa benedizione di Abramo ci dà quindi la possibilità di essere qua come fratelli in Cristo Gesù, ma c'è sempre un qualcosa in più. Io penso sempre che la Bibbia ci dà sempre un qualcosa in più. Non è mai solo la salvezza. Ed è questo che volevo proprio parlarvi stasera. La benedizione di Abramo è stata possibile attraverso la sua ubbidienza. Genesi capitolo 22. Versetto 8. Dice così: Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso ci provvederà l'agnello per l'olocausto. Abramo vedeva il Cristo. Tanti teologi qua dicono che Abramo appunto parlava di Gesù Cristo, del futuro agnello. Parlava di Gesù Cristo. Però la cosa interessante è il versetto 18. Guarda cosa dice. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Riconferma la promessa di Genesi 12. Però c'è un perché.
perché tu hai ubbidito alla mia voce. Ricordiamoci che la caduta dell'uomo nel giardino è stata per la disubbidienza di Adamo. Perché tutte le nazioni della terra saranno benedette? Perché tu mi hai ubbidito. Lo sfondo della Bibbia, della storia del popolo di Israele, è sempre di un popolo che ha disubbidito. È sempre di un popolo che non è mai riuscito a essere ubbidiente. Quindi Abramo non era soltanto una persona che aveva fede, ma lui era obbediente. Ed è questo il motivo per il quale noi siamo qua, perché c'è stato un uomo che è stato obbediente, perché lui era il seme di Abramo, come vediamo nella Bibbia. Ah, ma tu mi puoi dire, vabbè, Gesù Cristo era Dio, quindi per lui era semplice essere obbediente. Ah sì? Cosa dice Filippesi capitolo 2 versetto 8? Che lui è stato obbediente fino alla morte, morte di croce. Quindi pensate che lui è venuto a somiglianza di uomo, perché lui era appunto una persona, era il proprio Dio, era a somiglianza ma non ha avuto peccato, per appunto completare l'opera che Dio deve fare nella nostra vita. Perché dico questa cosa? L'uomo è caduto nella carne, giusto? Il peccato è entrato attraverso Adamo nella carne. Gesù Cristo è venuto in assomiglianza di uomo, cioè carne, per sistemare il problema del peccato. Però è già tutto risolto? No. Ricordiamoci quindi dei tre, tappe così della salvezza. Passato, giustificazione. Presente, santificazione. Futuro, avremo il nostro corpo glorificato. Quindi, caduta dell'uomo, Gesù è venuto a giustificare, cioè correggere, il problema della carne, e noi in un futuro, quando Gesù torna, avremo il corpo glorificato. Quindi possiamo vedere attraverso la sua ubbidienza di Abramo che oggi noi abbiamo la benedizione. E qual è questa benedizione che noi possiamo avere nella nostra vita? L'ubbidienza. E l'ubbidienza, cioè, è una cosa molto difficile per noi, giusto? Essere ubbidiente è proprio una cosa molto difficile. Quando papà e mamma dicono non fai questa cosa, mamma mia, sembra che vogliamo proprio fare quella determinata cosa. E poi forse capiremo questa situazione solo quando noi diventeremo genitori. Quando diciamo esattamente non fai questa determinata cosa perché questo non sarà proprio bello per te. Però la cosa che distingueva Abramo da tutti gli altri era la sua ubbidienza. E io sono qua stasera per dirvi che l'ubbidienza è possibile attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso quello che Lui ha fatto per noi, perché attraverso il suo sacrificio ci ha dato anche la promessa dello Spirito Santo. E oggi il proprio Dio è dentro di te, perché tu hai deciso un giorno di dire: Dio, io sono qua, voglio te e voglio consegnare la mia vita a te. E oggi lo Spirito Santo è dentro di te. E attraverso il sacrificio suo, oggi possiamo avere quindi questa possibilità di essere ubbidienti. E questo è il plus che vi dicevo prima. Io non penso che sia solo la salvezza, io non penso che sia solo la parte che adesso noi facciamo parte della famiglia di Dio. Io penso che c'è sempre qualcosa in più. E magari noi possiamo vedere anche nel capitolo 26 di Genesi, versetto 4 e versetto 5, la riconferma della promessa al suo figlio Isacco. Guarda cosa dice: moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, sta riconfermando, e darò alla tua discendenza tutti questi paesi, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Un'altra volta, il 5, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Un'altra volta Dio sta dicendo della ubbidienza di Abramo, un'altra volta lui sta parlando della sua ubbidienza. Bene, quindi se lo sfondo è proprio l'ubbidienza, qual è il versetto che magari fa un riassunto di tutta la nuova alleanza? Romani, capitolo 8,
versetto 3 e versetto 4. Che dice così: infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi questo viene appunto per ribadire quello che vi stavo dicendo. Ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente. Il problema non era la legge, il problema era la carne, il problema era l'uomo. Dio ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato. Simile a carne di peccato, lui non era un peccatore. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il peccato non avesse più potere su di noi, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Il capitolo 8 parla appunto di quelli che tendono alla carne e quelli che tendono allo Spirito. Quindi il contesto è qua della lettera ai Galati. Paolo voleva dimostrare che lo Spirito deve camminare attraverso la grazia e che noi cristiani della nuova alleanza dobbiamo camminare secondo la grazia, secondo lo Spirito. Che la legge porta soltanto la carne, cioè nel momento in cui noi pensiamo che il problema è l'estinzione, magari non so, la mancanza della legge, è il contrario. È dove c'è tanta legge che ci sono tanti religiosi. Quindi in questo momento invito il gruppo di lode, vi invito anche ad alzarvi in piedi. Quindi finisco qua dicendo questa cosa. Tanti di noi tante volte pensiamo che non è più possibile essere obbediente, però la promessa di Gesù attraverso lo suo Spirito Santo è che sì, noi possiamo essere sì obbedienti attraverso quello che Dio ha dato nella croce, ma soprattutto quello che ha promesso quando ci ha lasciato lo Spirito Santo. La benedizione di Abramo nella nostra vita è sì fare parte della famiglia di Dio, ma anche avere la benedizione della ubbidienza nella nostra vita, perché lo sfondo è ed è sempre stato l'ubbidienza. L'incapacità del popolo di Israele di non riuscire a essere proprio ubbidiente. E tutta la storia del popolo di Israele abbiamo visto. Quindi era necessario un uomo, come vediamo in 1 Corinzi capitolo 15, quando parla del primo Adamo e dell'ultimo Adamo. Il primo Adamo della caduta, il secondo Adamo Gesù Cristo. Quello che è venuto ha fatto tutto perfetto, è morto per i nostri peccati, ma ci ha dato la possibilità, ribadisco, di essere ubbidienti. Perché Dio vuole quindi che noi siamo proprio ubbidienti? Perché la sua parola dice così: è meglio ubbidire che sacrificare. Essere ubbidienti è quello che Dio vuole per la nostra vita. E tante volte vivere nella dipendenza del Signore, che quando Lui ci dice una cosa, noi diciamo questo è impossibile, Signore, ma Lui vuole che siamo proprio ubbidienti. Questa settimana ho detto proprio a mia moglie che è stra difficile essere dipendenti dal Signore. È stra difficile. Perché tante volte Lui ci chiede o non ci chiede magari una cosa che proprio ai nostri occhi è quasi impossibile. O soprattutto vuole farci diventare appunto dipendente da Lui affinché noi possiamo essere veramente ubbidienti. Essere ubbidienti è veramente una cosa difficile, perché va contro la nostra carne, perché quando il peccato è entrato nel mondo attraverso Adamo, noi siamo stati diventati disobbedienti.
Tu mi puoi dire così, vabbè dai, ma Adamo ha peccato tanti anni fa, perché io sono proprio disubbidiente? Perché Dio è un Dio che segue la regola di questo mondo. Chi riproduce, cioè le piante devono essere delle piante, gli animali devono essere degli animali, e noi siamo appunto gli umani che veniamo da Adamo. Quindi quando Adamo ha peccato ha proprio, diciamo, spaccato quello che Dio aveva fatto. L'uomo è stato creato, cioè, di una maniera male? Assolutamente no. Se la Bibbia dice che siamo stati creati alla sua immagine e a somiglianza, vuol dire che l'uomo era santo. Ma nel momento in cui Adamo ha peccato, noi siamo diventati dei peccatori. Quindi vi dico, non è nel momento in cui voi accettate Gesù Cristo che è già stato tutto risolto nella vostra vita. Dobbiamo continuare ogni giorno a cercarlo ancora di più e soprattutto stare ancora più vicino a Lui, affinché la benedizione di Adamo, la sua ubbidienza sia con noi. Perché è possibile, ragazzi, è possibile essere ubbidienti. Questo ci fa, cioè, diventare delle persone sante, nel senso che non possiamo più sbagliare, assolutamente no. Però è possibile obbedire, è possibile dire no. E finisco qua dicendo una cosa. Ho visto questa settimana un pastore dicendo che c'è un film che si chiama Minority Report. È un film che faceva delle previsioni delle persone che dovevano appunto, cioè, commettere un crimine, un reato, e prima di fare questo reato la polizia andava a prendere questa persona perché volevano anticipare quindi quello omicidio, magari, non so. Però c'è stato un periodo del film, e vi do lo spoiler, che hanno sbagliato, cioè hanno fatto una previsione sbagliata. Quella persona, invece di commettere appunto il reato, praticamente ha visto che stava per uccidere qualcuno e non lo ha fatto. Quindi tutte le previsioni che loro pensavano di avere magari nella loro vita, per gli altri soprattutto, sono cascate a terra. Perché? Perché questa persona non ha fatto esattamente quello che quelli che facevano le previsioni dicevano, appunto, che queste persone potevano commettere quei crimini là, quei reati. Perché sto dicendo questa cosa? È possibile essere obbedienti, anche se noi stiamo affrontando un momento di tentazione nella nostra vita, anche se magari una persona che è stata Gesù Cristo, che ha praticamente fatto tutto il contrario di quello che pensava, tutti peccavano, e lui è venuto nel momento in cui, per cambiare tutta la legge, soprattutto per cambiare un po' la testa e la mentalità di quelle persone che pensavano che tutti quanti avevano dei peccati, ma lui non aveva un peccato. Il contesto della lettera ai Galati è capire che attraverso la grazia, attraverso lo Spirito, noi siamo stati rivivificati. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, vogliamo ringraziarti in questo momento per lo Spirito Santo nella nostra vita. Siamo qua, vogliamo veramente avere questa forza attraverso la tua grazia, Signore. Questa grazia che viene come questa forza, Signore, che viene a capacitare a tutti quelli che credono veramente che tu sia il seme di Abramo, che tu sia veramente la persona che preesisteva già, la persona che prima della fondazione di questo mondo esisteva già. Quindi dacci, Signore, la forza per essere ogni giorno obbedienti, per essere, Signore, delle persone che vivono veramente questa benedizione di Abramo, di capire che siamo figli tuoi, di capire che possiamo veramente essere come Abramo, essere obbedienti, che possiamo, Signore, gradire il Signore attraverso la nostra fede, e che sappiamo che una delle caratteristiche della fede è l'obbedienza. Quindi che possiamo, Signore, ogni giorno essere più obbedienti a te. Spirito Santo, fortifica il tuo popolo affinché possiamo, Signore, ogni giorno essere delle persone che possono vivere non solo il superficiale, ma che possiamo vivere, Signore, sempre
quel qualcosa in più con te. Nel nome santo di Gesù. Amen. Invitiamo la Chiesa a continuare questo momento lodando il nostro Signore. Amen. La parola dal principio, una colla altissimo, la creazione, la tua gloria, rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui da noi, per donarti dal tuo amore. Cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome è, incomparabile. Che splendido nome è, il suo che splendido nome è, il suo morte è vita, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre, il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù. Senza ricami, orai per sempre tu sei tu hai il regno, tu hai la gloria, santo il tuo nome mio Gesù. Potente nome è, il nome di Gesù mio Re. Che potente nome è, incomparabile. Che potente nome è, il suo nome. Che potente nome è, il suo nome. Che potente nome è, il suo nome.
Mettiamo l'ultima canzone. Questa è la grazia tua. Ah, è l'annunci. Era dopo, ma vabbè, vai l'annunci. È il momento dei regali e... No, degli annunci. Bene, ne abbiamo pochi, ma sempre buoni. Cosa succederà domenica 29? Ok, compleanno se fosse il nostro cugino, ma dato che la chiesa è l'anniversario della chiesa, perciò domenica 29 marzo, 25 anni di Chiesa Battista Agape, nata il 17 marzo del 2001, fa 25 anni, ok? Sarà un momento speciale. Non ci sarà culto a Belluno, non ci sarà culto a Conegliano, non ci sarà culto a Padova, ma avremo tutti quanti il culto qua nella nostra sede di... Oh, questo lo sapete, bravi. Alle 10:30. Mi raccomando, invitate i vostri amici, i vostri parenti, i vostri nemici, i vostri amati, i vostri odiati, tutti, ok? Per il nostro bellissimo anniversario. Invece dal 22 al 24 maggio avremo il nostro campeggio. Per iscrizioni che vi invito caldamente a fare, perché qua in questa sala abbiamo quanti iscritti? Sulle manine, gli iscritti. Dai. 20%, dai, 10%? dai. Ad occhio e croce, 15%, ok? Per iscrivervi, per avere più informazioni dovete rivolgervi a giugno dietro, ok? Dal 22 al 24 maggio saremo a Nevegal. Mi raccomando, lasciate libere quelle date da esami, da verifiche, da interrogazioni. Se il vostro professore vuole mettere la data del recupero di matematica giusto quel sabato, voi gli dite: prof, mi dispiace, io non ci sono. C'è poco da fare. Vediamoci lunedì, non so che dirvi. Facciamolo via Zoom, non lo so, troverete un modo. Ok? Per i nostri piccoli gruppi di stasera abbiamo i maschietti che andranno con Miguel, grazie, sulla manina, ok? Tutti i maschietti seguite Miguel. Invece le femminucce andranno con Amanda sulla manina per chi non ti conosce. Ok? Questi sono i nostri piccoli gruppi di stasera. Miguel con i maschietti, Amanda con le femminucce. Mi sto dimenticando di qualcosa? Domani, dopo il culto, avremo in vendita delle bellissime torte, sia dolci sia salate. Trovate il messaggio nel canale per finanziare bellamente tutti i nostri progetti dell'Aga Move, giusto? Perché tutto questo non è gratuito. Per il campeggio soprattutto, quello che rimane in campeggio comunque fa cassa per tutti i nostri bellissimi progetti e le nostre iniziative. Credo di aver detto tutto. Sì, c'è il culto di Pasqua, giustamente, quest'anno cade la prima domenica d'aprile, cioè il 5 aprile, ok? Non abbiamo ancora avvisi a riguardo, molto probabilmente funzionerà come gli anni scorsi, quindi già vi avviso, vi faccio questa preview, questo spoiler, ok? Quindi ci troveremo alle 8:45, credo che sia stato l'anno scorso, ok? Qualcosa del genere. L'idea è che anticiperemo di molto il nostro culto per poi fare colazione insieme il giorno di Pasqua. Così abbiamo il pranzo libero per andare da parenti, da cugini, dagli zii, dal cognato, da quello, papà e quant'altro. Ok? Sono dimenticato di qualcosa? Ottimo. Facciamo l'ultima canzone? Sì. Ormai l'hai chiamata, vero? Sì. Su in piedi un'ultima canzone, facciamola insieme. Aspettiamo Samuel. Fai grandi. Cantiamo. Che c'è il buio di peccato, cui amore Così grande, di gloria, Gesù
grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, con la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Spazza via la confusione che ci ha reso su filo a filo, file di gloria, Gesù Eden, ti guida al mondo con la giustizia, il tuo splendore è come il sole. Diciamo allora, questa è la grazia tua, infinito amore, hai preso il posto mio, portato in te insieme, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio. Colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio. Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio. Degno, degno, degno a sé, questa è la grazia tua. di ciò che hai fatto in me. Gloria a Dio. Ciao! Ciao, ciao, ciao.